Seconda giornata delle Ville Venete, diciamo subito quando e dove? La giornata si terrà il fine settimana del 21 e 22 di ottobre, dunque non questo ma il prossimo fine settimana. Si terrà in circa 80 ville venete, abbiamo avuto un numero di adesioni estremamente importante e queste ville venete offriranno delle esperienze al visitatore, le esperienze di che cosa si può fare realmente in villa, che cosa offre una villa, sarà veramente l'esperienza del fare e del vivere la villa. Perché è importante questa promozione? Perché insomma voi che siete un po' dentro queste ville tutti i giorni, che cosa volete trasmettere? Noi vogliamo far capire quanto una villa veneta, al di là della monumentalità sulla quale nessuno discute, in realtà è un centro di vita quotidiana come lo era nel passato, all'epoca in cui sono state costruite sotto la Serenissima queste ville, continuano ad esserlo oggigiorno e proprio per questo possono costituire un elemento di connessione tra il passato e il futuro. Le 120 esperienze sono organizzate per nuclei tematici, ma quest'anno c'è una vera e propria chicca legata alla macro area tematica dedicata al well-being, una camminata meditativa nel giardino della splendida Villa Molin a Padova, condotta da 2 monaci zen. Esperienze che vanno dal settore family, quello che è riservato alle famiglie, food and wine, degustazioni, poi a quello che è dream, soggiorni ad esempio, green, quelle che sono le passeggiate, tutto quello che ci collega col mondo della natura, ma abbiamo anche delle novità quest'anno, abbiamo 2 nuove tematiche che sono da un lato la generazione Z e dall'altro il well-being ed è proprio sul well-being che si concentrerà il convegno che organizzeremo il giorno 21 e ci tengo in modo particolare a sottolineare che questa iniziativa è un'iniziativa portata avanti in stretta collaborazione con l'Istituto regionale per le Ville Venete, presieduto dal professor Amerigo Restucci. È un'iniziativa nella quale crediamo veramente perché può dare moltissimo, soprattutto in questo momento in cui abbiamo bisogno di riconnetterci non solo con la natura ma con noi stessi, con quello che è anche una certa spiritualità e proprio per questo il convegno si terrà nell'abbazia di Santa Bona a Treviso, un centro benedettino assolutamente di straordinaria rilevanza storico, architetturale e artistico che ci farà vivere la ricchezza delle esperienze proprio di un mondo zen.